Ben ritrovati dalla redazione. La Procura accoglie la richiesta di Sebastiano Visintin e del suo legale Paolo Bevilacqua di prelevare un nuovo frammento di tessuto dal corpo di Liliana Resinovic che servirà per l'analisi del microbiota. L'analisi in questione è utile a stabilire la data certa della morte esaminando l'insieme della fauna cadaverica tra cui funghi e batteri. Il PM titolare del fascicolo, Maddalena Kergia, ha così dato il via libera al prelievo. Si occuperà materialmente del prelievo il consulente tecnico della difesa e la ricercatrice forense Noemi Procopio, collaboratrice di Luciano Garofano, biologo forense ed ex comandante del RIS di Parma. Vive spacciando droghe, alle spalle 4 condanne, 3 legate agli stupefacenti e 1 allo sfruttamento della prostituzione. Per questo a un uomo residente nel Pordenonese è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale da parte del Tribunale di Trieste. L'autorità giudiziaria ha accolto la richiesta della polizia poiché l'individuo è stato giudicato socialmente pericoloso e propenso a delinquere. L'uomo per i prossimi 2 anni non potrà uscire dal comune di residenza, si dovrà recare tutti i giorni dalla polizia giudiziaria, dovrà tornare a casa la sera entro le 20 e al mattino non potrà uscire prima delle 7. Non potrà accedere ai locali pubblici dopo le 19 ed è obbligato a trovare un lavoro entro 2 mesi. La scorsa settimana personale della Questura di Trieste ha eseguito l'accompagnamento presso il centro di permanenza per rimpatri di Gradisca di Sonzo di 2 cittadini tunisini di 30 e 19 anni con a carico numerosi precedenti di polizia. Entrambi risultavano irregolari sul territorio italiano, motivo per cui sono stati raggiunti dal decreto di espulsione emesso dal prefetto Giuliano. Il primo straniero è stato già rimpatriato tramite volo charter in Tunisia, mentre il secondo, protagonista la scorsa settimana di una fuga rocambolesca con tanto di inseguimento da film lungo le vie del centro cittadino, si trova all'interno del CPR in attesa di rimpatrio. Più forti insieme, lo slogan della campagna abbonamenti per la prossima stagione della Triestina, partita ieri, ma l'operazione parte con una frizione con i club, tanto che dopo anni il centro coordinamento e il fan club Bar Capriccio non parteciperanno alla vendita delle tessere. Il climb è in linea con l'aspettativa per una nuova stagione che cancelli quella da incubo per società e tifosi, entrambi parte lese appena passata, un incubo non per le vicende agonistiche ma per l'esilio a Fontana Fredda. Un rincaro dei prezzi c'è, circa il 30%, rispetto a quelli stracciati e applicati nella prima stagione americana, ma è equilibrato e tutto sommato in linea con quello applicato dai club Vicenza-Padova della categoria. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Sulla regione cielo in prevalenza poco nuvoloso, su tutta la regione, al mattino sulla costa Borino, dal pomeriggio Brezza. Temperature minime in pianura fra 19 e 22 gradi, le massime fra 29 e 32, sulla costa minime fra 22 e 24, le massime fra 28 e 30 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.